Ennio Comin, la matita di Treviso. Questo è il titolo della mostra che il Museo Civico Bailo ospiterà dal 13 novembre al 5 dicembre, celebrando l'artista nei suoi 10 anni dalla scomparsa. Ennio, con la sua matita appuntita e mai offensiva, ha catturato nel tempo lo spirito dei trevigiani, diventando memoria storica della città. È il decennale della scomparsa di mio padre Ennio, che ha disegnato il Treviso, possiamo dire, per 60 anni, in particolare con 25 anni abbondanti di vignette per il Gazzettino, fotografando lo sviluppo della città. La prima sala contiene decine di vignette che sono state da lui disegnate e pubblicate nel corso degli anni sul Gazzettino, vignette anche e soprattutto di satira politica sui trevigiani. Partiamo dal sindaco Mazzarolli Reggiani, proseguiamo con Pavan fino ad arrivare a Giancarlo Gentilini, Genti, e lui ha proprio coniato il personaggio di Gentilini, chiamandolo Genti, caricaturandolo e rendendolo protagonista di strisce a fumetti che sono state molto apprezzate dal pubblico ma anche dallo stesso soggetto. E tra le tante vignette presenti, anche una della collezione privata del presidente della regione, Luca Zaia. Avevano sviluppato un'amicizia, ogni volta che sul giornale usciva una vignetta a lui dedicata, Zaia mandava a prenderla e le ha appese nel suo ufficio. Questo infatti è un prestito che ci ha fatto lui di una vignetta che aveva commissionato e che ancora troneggia nei suoi uffici a Venezia. Ma Ennio è stato anche tanto altro: un grafico, un fumettista, un illustratore, e a ricordare le sue passioni una sala che conserva e fa rivivere i suoi tesori.